Sabato 29 giugno, Santi Pietro e Paolo. È il 181esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 185 al termine. Il sole sorge alle 5:25 e tramonta alle 21:03. La luna si leva all'1:06 e tramonta alle 14:03. A Belluno, verso le ore 5 del mattino, si fa sentire una fortissima scossa di terremoto che dura circa 15 secondi. A distanza di mezz'ora, un'altra scossa violentissima, seguita da altre minori. I danni sono ingentissimi. Nella sola Belluno 2/3 dei fabbricati sono crollati o pericolanti. Quasi distrutti i paesi di Puos, Farra, Borsoi, Chies, Plois, Pieve, Soccher, Arsiè, Ponte nelle Alpi, Fadalto. Nuove scosse di terremoto si fanno sentire nei mesi successivi. Cesseranno del tutto nel giugno del 1874. Le previsioni per domani. Tra la notte e il primo mattino residua variabilità e instabilità. Dalla mattina il tempo abbastanza soleggiato, salvo possibile attività cumuliforme al pomeriggio in montagna. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime prevalentemente in calo, salvo rialzo sulla costa centrale e meridionale.